Inizia con una photo opportunity a favore di Flash, la giornata più lunga per la Lega Veneta. Allo Sheraton di Padova i visi di Alberto Stefani e Franco Manzato sono tirati. Chiuse le polemiche, si aprono le urne poco dopo le 9 del mattino, una per il segretario, l'altra per il consiglio direttivo. Ci sono i delegati dei militanti e i principali rappresentanti istituzionali. È il momento del rendezvous politico, l'incontro e lo scontro tra le anime del partito, sospeso tra ortodossia salviniana e Liga delle Origini. Il tessuto sociale e economico della Liga Veneta e dei Veneti è quello della moderazione, ma con grande determinazione nel voler raggiungere i propri obiettivi legati all'autonomia, che non è solamente legata a un rapporto Stato-Regioni, ma è un'autonomia che è legata anche a un rapporto Stato-cittadino. Sono qui perché voglio riaffermare il nostro senso di comunità, la necessità di rispettarci l'un l'altro. Io in questi 2 anni non ho risposto ad un solo attacco sui giornali e l'ho fatto non perché non avessi risposte da dare, ma perché rispondendo avrei creato un danno al mio movimento e avrei creato un danno ai militanti. Dove non arrivano le parole è tutta questione di prossemica. La vicinanza tra Stefani e Massimo Bitonci, poi Andrea Ostellari, non è casuale, così come l'arrivo di Fabrizio Boron, espulso da Via Bellerio a meno di 24 ore dal congresso. Occhiali scuri, abbraccia la passionaria Wanda Pellizzari. Sono venuto a trovare degli amici, dice. Tutti quelli che mi hanno incontrato e mi hanno visto sono venuti a salutarmi, a darmi sostegno. Questo vuol dire che l'atto che è stato fatto, insomma, non è stato vissuto molto bene nemmeno all'interno degli ambienti delle varie province. L'ultimo mese e mezzo si è vissuto come proprio uno scontro, no? Ricordo le parole di Roberto Marcato, come sembrava una guerra fra bande. Liga o Lega, questo resta il dilemma. La Liga nasce in Veneto, nasce magari anche in quel di Treviso e poi ha portato avanti un'idea che si è poi sviluppata nella Lega Lombarda, che poi è confluita nella Lega Nord, che poi si è trasformata in Lega Salvini, per Salvini. Zaia e Manzato hanno citato varie volte la Liga, Stefani magari parla un po' più di Lega, c'è una differenza? Probabilmente è arrivato più tardi. Vola alto Luca Zaia, identità e modernità il mantra, il messaggio sembra andare oltre Padova, direzione Roma. Abbiamo investito in un progetto identitario che ha ridato vita a quello che io definisco il Veneto Pride, l'orgoglio veneto. Modernità vuol dire anche che noi non siamo quelli con l'anello al naso e gli altri hanno capito tutto. E vi parlo dei diritti civili, vi parlo delle grandi battaglie che noi abbiamo fatto, perché la gente da noi si aspetta che indichiamo la via, non che ce la facciamo indicare. Perché noi dal segretario ci aspettiamo che sia un segretario inclusivo, che sia un segretario che comunque abbraccia tutte le idee, il dibattito, che sia un segretario che comunque non si avventuri nello scambio di prigionieri, perdonatemi l'espressione. Li hanno già fatti, li hanno già fatti. Io sono un prigioniero, no? Sono uno che in battaglia è stato colpito come tanti altri. Ecco, questo non doveva succedere e purtroppo questo lascerà uno strascico.